Sì, noi siamo stati toccati direttamente perché per noi le associazioni dei Trentini nel mondo erano come dei fratelli. E poi abbiamo perso una brasiliana che faceva parte della consulta immigrati della regione Veneto, la Cristina de Oliveira, che con suo marito, un ufficiale della Marina italiana, residevano a Venezia, era ormai diventata anch'essa cittadina italiana e si occupava moltissimo proprio della situazione della donna straniera presente nella nostra regione e soprattutto dello sfruttamento, dello sfruttamento dei minori dal punto di vista sessuale, quindi è una grave perdita diretta della regione anche Veneto attraverso una componente del suo organismo. Non ho parole perché se ne va con Zandonai e con Zortea e con Lenzi una parte importante della collaborazione di decenni di attività fatta insieme con la Regione Veneto, perché le comunità trentine, insieme a quelle friulane e a quelle della montagna veneta, vivono insieme in questi paesi, collaborano insieme e hanno portato alto questo attaccamento ai valori della loro terra.